Al via oggi la vaccinazione delle persone che hanno più di 80 anni, in arrivo negli hub provinciali. La nostra regione entra così nel pieno della campagna di vaccinazione di massa. In tutte le province siciliane viene fatta da oggi la somministrazione dei vaccini anti-Covid sulla popolazione fino a tutta la classe 1941, che superano gli anni 80. Complessivamente saranno 66 i centri vaccinali coinvolti, a cui andranno ad aggiungersi a partire dal 1 marzo le squadre sanitarie che effettueranno la vaccinazione a domicilio per quei cittadini impossibilitati a raggiungere autonomamente i siti dove si effettuano le inoculazioni. La stima prevista da parte dell'assessorato regionale alla salute è pari a circa 5.000 vaccini al giorno per la sola popolazione che supera gli 80 anni, a cui vanno ovviamente ad aggiungersi le somministrazioni sulle altre categorie che già rientrano nel piano vaccinale modulato secondo le disposizioni nazionali. Già avvenute infatti le forze dell'ordine, i militari, il personale della scuola, delle università, a seguire i servizi di comunità ed essenziali, i cittadini ai quali devono essere somministrata la dose di richiamo. Al momento risultano prenotate 130.000 circa persone appartenenti al target di coloro che superano gli anni 80. La campagna di vaccinazione si avvarrà anche degli hub provinciali in fase di realizzazione nelle varie città capoluogo. Ad Agrigento, oltre che all'ospedale San Giovanni di Dio, è stato allestito un centro presso il Pala Congressi al villaggio Mosè. Intanto il capogruppo del PD, Lupo all'Ars, afferma come il calendario delle vaccinazioni anti-Covid è saturo e le prenotazioni bloccate per migliaia di ultraottantenni, ma il governo Musumeci continua a fare orecchie da mercante. Le prenotazioni bloccate per il capogruppo del PD all'Ars, onorevole Giuseppe Lupo, a pochi giorni dall'avvio della campagna vaccinale, anziani dirottati in strutture sanitarie distanti dal luogo di residenza e difficilmente raggiungibili, continua Lupo, sono il segno tangibile del caos della sanità in Sicilia, per responsabilità dell'assessore, nonostante il generoso impegno del personale sanitario. Mentre non si hanno notizie dell'annunciato accordo tra l'assessorato e i medici di medicina generale che il governo Musumeci sembra volere tenere ai margini dell'organizzazione sanitaria per la lotta al Covid. È scandaloso, conclude Lupo, che a distanza di un anno dall'esplodere della pandemia il governo Musumeci non sia ancora riuscito a organizzare una corretta campagna di vaccinazione.